E questo applauso va tutto ai due pasticceri che lo hanno realizzato. È opportuno, come dire, assolutamente dire grazie a Maestro Pinzino e a Mastro Lembo, due bravi pasticceri siciliani. Occhio alla Spesa li ringrazia. Allora, noi abbiamo detto che giustamente ogni città, ogni zona, ogni territorio, ogni zona a valenza agroalimentare ha il suo torrone. Qui ne abbiamo portati taluni, non sarebbe bastato lo studio per presentare tutti i torroni d'Italia. Quelli più comuni, quelli più noti, quelli che sicuramente stanno nelle vostre case. E allora, cominciamo giustamente dal torrone di Cremona, 30 euro al chilo. Avete visto? 30 euro. Ricordate che invece Milano e Firenze erano 35 e 34. Quindi, poi abbiamo il torrone sardo. Sì. Dovete riconoscerlo, eccolo qua. Lo vedete? Molto ricco di canditi. Che sono? Pistacchi questi di noto? Sì, pistacchi, mandorle, sì. Mettono anche le noci. Il torrone sardo... tanto miele. Loro usano miele... Sì? Tantissimo miele. Quindi infatti molto, diciamo sì, che è abbastanza morbido, non morbido, molto, esatto. Abbastanza morbido. È gradevole, molto gradevole. Molto gradevole. Il torrone sardo abbiamo detto che sta intorno ai 20 euro. Il torrone piemontese, essendo, eccolo qua, sì, di cioccolata, ha un prezzo superiore, 30 euro. E nocciole. Loro usano nocciole. Il Piemonte, cioccolata, esatto, e nocciole, no? Perfetto. Cioccolata e nocciole. Questo possiamo definire torrone di noto? Sì, si chiama torrone, però sono delle nocciole con del miele. Però, bloccate dal miele. Bloccate dal miele. Non possiamo dire che questo era, come dire, l'impasto originale del... Io penso proprio di sì. Quello che veniva dalla Sicilia e che andava a Cremona più per che il altro matrimonio. le mandorle, fatto con le mandorle, come quello che vediamo sì, là, il torrone classico, che è miele e mandorle. Originalmente è questo, poi è stato raffinato, diciamo come dire, un torrone, un derivato del torrone, non lo so come dire, ma comunque una squisitezza tutta siciliana. E infatti non a caso, inquadratemi per favore, il cubaita al sesamo fatto come la Sicilia, eccolo qua, che bello. Non avete idea quanto è buono. È buonissimo. Tutto buonissimo. Al sesamo? Tutto al sesamo. Questo anche dagli arabi. Questo è assolutamente ha un'origine araba. Cubaita. E o giuggiulena addirittura. Giuggiulena in dialetto si dice. Giuggiulena? Sì, E noi giuggiulena